Colpo grosso al cantiere Macbetton di via Marconi a Vedelago. Ignoti nella notte sono entrati nell'area della cava di ghiaia portando via automezzi da lavoro per un valore che sfiora il €500.000. Quindi si sono dileguati indisturbati. Questa notte verso le 3 sono entrate le persone e hanno scassinato il portone e ci hanno portato via degli automezzi. Erano 2 autopompe carrate e un'autobetoniera e una motrice di un bilico. È probabile che a Vedelago sia andato a segno il secondo tentativo dei malviventi. Anche da Biasuzzi a Ponzano nella notte c'è stato un blitz dei ladri. Rubate parecchie chiavi che obbligheranno l'azienda a sostituire serrature e lucchetti. A Vedelago il furto ha messo l'impianto in seria difficoltà. Abbiamo dovuto riorganizzare tutti i viaggi in quanto appunto ci mancavano questi mezzi, però siamo riusciti a sopperire all'imprevisto. È un duro colpo anche perché non è mai successo una cosa del genere, è successo anche in un momento non troppo favorevole per il mercato. Si sente spesso che succedono questi fatti e purtroppo dobbiamo subire queste cose. Il vice sindaco Marco Perina ha portato in giornata la solidarietà del comune. Entro fine anno riusciamo ad appaltare l'infrastrutturizzazione del territorio con nuove telecamere, penso questo sia doveroso da parte degli enti locali. Ci servirebbero però molte più risorse.